Rieccoci in ultima parte di Primo Inter Pares, l'appuntamento del mercoledì, gruppo TV7, come di consueto vi ricordo siamo in diretta sulla pagina Facebook, ospite di questa puntata Roberto Marcato, assessore regionale allo sviluppo economico, ovviamente ringraziamo perché è sempre molto disponibile anche per fare dichiaramenti per i cittadini veneti nell'ultimo ragionamento che stiamo facendo proprio per quanto riguarda i bandi. L'artigiano in Veneto, come va l'artigianato? Le faccio questa domanda Marcato perché è sempre più difficile trovare persone che praticano questo tipo di lavoro, il vecchio falegname, l'elettricista, l'idraulico e tant'altro, il tappezziere, chi più ne ha più ne metta, perché non ci sono più, c'è mancanza di giovani che praticano questo lavoro. Ahimè, abbiamo perso molti artigiani, troppi. Ecco, e la conclusione della Troppi. domanda, mi scusi, e la regione cosa farà Sì. per questa Abbiamo perso categoria? troppi artigiani. Una delle prime cose che ho fatto quando sono andato in regione 7 anni fa, ho incontrato le sezioni degli artigiani. Ho incontrato gli artigiani e loro mi hanno chiesto subito di fare la nuova legge per l'artigianato. Quella che c'era era una legge vecchia. Di fare una nuova legge dell'artigianato, di introdurre la figura del maestro artigiano e di fare una legge che contemplasse da una parte il sostentamento degli artigiani e dall'altra sostenesse il passaggio generazionale e non si perdesse tutta quella cultura, quella conoscenza straordinaria che hanno i nostri artigiani. E io ho costruito, assieme agli artigiani, ho costruito la nuova legge per l'artigianato. Approvata in Consiglio, approvata con grande slancio, gli ho messo anche una dotazione finanziaria importante e siamo partiti con le botteghe scuola, quindi gli artigiani che insegnano, e poi tutta una serie di bandi che servono per sostenere il maestro artigiano e il passaggio generazionale, oltre ai bandi che io faccio per gli artigiani, quelli a prescindere insomma, da questa norma. Perché mi rendo conto che è un tema questo, è uno dei temi su cui bisogna lavorare molto. E io lavoro con gli artigiani, abbiamo riconosciuto questa figura del maestro artigiano che è importantissima, mettiamo molte risorse, però c'è un tema anche culturale che non ci si rende conto che fare l'artigiano è fare un lavoro bellissimo, straordinario, pieno di conoscenza, a contatto con le persone e soprattutto un lavoro utile, è veramente utile. Chi lavora il ferro, l'artigiano, l'elettricista, sono tutti lavori estremamente utili di cui noi non possiamo fare a meno e se fatti bene sono lavori che danno soddisfazione anche economica. Oggi poi insomma ci sono tutta una serie di interventi che aiutano gli artigiani, per cui bisogna lavorare molto su questo, lavorare molto su interventi diretti ma anche su aspetti culturali, cioè bisogna spiegare anche a questi genitori che Sì, non tutti i figli devono se essere io, pediatri, d'accordo, avvocati, notai, però giudici, le dico, se calciatori. lei va a Murano dove ci sono i maestri vetrai, lei per prendere 6 bicchieri fatti a mano hanno un costo di 600 euro, arrivano dalla Cina, costano 6 euro. Cioè, Ma capito? non mi vorrà mica paragonare No, no, il no, bicchiere no, di no, Murano fermo, col bicchierino che fermo, arriva no, dalla Cina? no, Oh, sai, però, questo, lei termino il concetto. Questo vuol dire che ovviamente i 6 euro li hanno in tutti e tanti, i 600 euro li hanno in pochi sì, e questo vuol dire, allora, Marcato, che ovviamente i maestri vetrai ma lavorano stiamo parlando poco, di una... però termino il concetto, i maestri vetrai a Murano sono pochi e quindi chiudono baracca e burattino come hanno chiuso in tanti. No, Non allora, sto paragonando i bicchieri, ci mancherebbe altro che allora, no, paragonarsi, guardi, lì non c'è una mancanza di richiesta, Però ci sono anzi, molte aziende chiuse. no, ma lì il tema è che hanno sofferto molto per i rincari energetici quando è esploso il costo del gas. Ma già Questi, prima, Marcato, già prima. Se sì, lei, se lei parte, lei, ma perché non è ma le facile, sembra ragazzi? È un lavoro duro, ma è questo è il un lavoro, concetto. è un Però lavoro Marcato, duro, è le un lavoro sembra duro. sto prendendo l'esempio di Murano, Venezia, le Ma non è isole. il tema, non è No, il tema del le costo. seguo, mi segua. Si fidi, perché io li conosco. No, lo so, Non no. è che questi chiudono perché il bicchiere costa No, troppo. le stavo facendo un'altra domanda. Io, Venezia, Murano, Burano sono isole che amo e adoro, quindi amo Venezia che ci andrei e ci vivrei anche. Vado a Murano, percorro la strada principale dove c'è il canale, ci sono 100 negozi che vendono oggettistica di vetro e di quei 100 negozi vendono 99 cose acquistate alla Cina e io mi domando e dico
per il ragionamento che lei sta facendo, che condivido in pieno, se vuoi mettere la cosa fatta a Murano con quella cinese, no, che non la metto a paragone. Bene, però per vivere i negozianti, i commercianti di Murano vendono cosa cinese. E questo, se io potessi fare una legge che non si potrà mai fare, vieterei agli abitanti di Murano. Prendo l'esempio di Murano come tante altre paesi che No, ma guardi hanno... che cioè, noi abbiamo fatto il marchio Certo, del vetro di Murano ed è solo quello. certo, no, no. Dopodiché se uno, Però allora, se tutti... uno vende Ma il vetro di Murano, il vetro fatto in Bangladesh come vetro di Murano, no, commette una no, truffa, no, non ho commette una detto, truffa, non è un ho, truffatore, non ho e mica detto, manda la Guardia di non Finanza, ho detto questo. manda la Guardia di Finanza Era un mattina. ragionamento nel fatto che lei ha detto, vuole mettere un bicchiere di Murano con un cinese? No, le dico io, però a Murano vendono quelli cinesi, perché? Perché quello di Murano, proprio per il motivo che abbiamo detto Ma, no, prima, ha dei costi altissimi. ma non lo vendono come vetro di Murano. No, non lo vendono come di E Murano, vende, no. quasi che sia qualcuno che vende Aga Tatare, per carità. No, sono tattare, come le chiama Insomma, lei. Allora mi il vetro di Murano è domando, vetro di Murano. Il tema non è quello che costa, il tema forse mi vero è sono che è un lavoro spiegato male, difficile. mi sono Poi spiegato male Venezia, nel guardi, concetto. Venezia è bellissima se lei è un turista. Viverci e lavorarci non è semplice. Oh, d'accordo, Quindi, però il mio era... ma quello è una nicchia piccola. Ci sono tutti i maestri della ceramica, del Vicentino, abbiamo tutto il tema del legno. Marcato, Cioè, marcato, gli forse artigiani sono mi migliaia. sono spiegato male allora e e chiedo venia. Non sto discutendo le qualità e le eccellenze degli artigiani veneti, sto discutendo che gli artigiani veneti per tenere aperta la baracca devono vendere il pezzo che fanno a livello artistico a costi altissimi. E allora cosa fanno molti di loro? Non è che passano un pezzo della Cina come fatto a Murano, aprono un negozio e vendono quello della Cina, tanto lo acquistano a Murano, va bene, l'ho preso a Murano ed è un pezzo magari della Cina. Ecco, questo le dico, perché gli artigiani per fare quello che fanno devono, per i motivi che lei ha citato, del costo energetico, dell'aumento della vita, di tant'altro, e non di una produzione come può essere a livello di fabbrica, fare un pezzo per pezzo, quindi devono venderlo a prezzo altissimo, non tutti hanno la possibilità di acquistarlo ed ecco che a Murano molte vetrerie hanno chiuso. Ecco il concetto, non so se ora l'ho spiegato Ma bene. non sono d'accordo. Perché, ma è così. No, Io... nel senso che il tema, allora, ci sono dei settori. Concludo, Murano è un esempio, può essere come ha detto lei dove c'è la ceramica, anche in tanti altri posti, era l'esempio Murano. Quanti ristoranti a 2 stelle trova vuoti lei? Ne ha uno. Ma Pieni. a me hanno insegnato una cosa, Marcato, quando non c'è crisi... Il ricco c'è. No, sì, però... Chi spende per un oggetto c'è, non è quello il tema. Il tema è che bisogna mettere in condizione questi artigiani di lavorare bene, senza avere quella pressione burocratica, burosaura che abbiamo noi, per cui è un elefante che ti pesa in azienda la burocrazia amministrativa, perché è una roba stratosferica, avere dei margini che siano interessanti e soprattutto avere la possibilità di passarlo di generazione in generazione. Noi dobbiamo lavorare su questo, dopodiché ci sono artigianato di nicchia, di lusso, è una cosa, ma c'è l'artigiano che fa mobili normali, c'è l'artigiano che fa scarpe, però, c'è l'artigiano, c'è l'azienda che fa però gli idraulici. Io ricordo, Marca, perché le ho detto questo, perché io ripeto, Murano è un esempio come tanti altri paesi dove fanno le produzioni artigianali. Io le ho fatto questo perché io ricordo, non essendo più giovane, quando andavo 50 anni fa a Murano c'erano i negozi e avevano esclusivamente tutti cose di Murano. Certo. Oggi non è così. Oggi su 100 negozi che hanno cose di Murano ce ne sono 10. E perché ce li hanno? Perché il costo fatto artigianalmente è altissimo. Perché mi hanno insegnato un'altra cosa nella vita, che quando le cose vanno bene per tutti, ricchi e poveri. Quando vanno male per tutti ugualmente, anche per i ricchi. Perché è così. Beh, per i ricchi va meno, ma vanno male. male anche per loro, vanno male anche per loro. Uno che ha 50.000 euro al mese, vabbè, che 45.000, per carità. però vanno male per tutti in generale il concetto. Ecco, il paragone era quello, una volta erano tutte vetrerie di Murano e tutti i negozi di Murano. Il mondo è cambiato. Come andavo ma una volta c'erano solo artigiani, oggi non sono solo andavo artigiani. a Murano, vedevo i merletti fatti tutti dalle donne di Murano, poi li hanno commercializzate, arrivano i merletti dalla Cina.
che costano 1 euro, hai capito? E li vendono come cose della Cina, non è che li vendono come Sì, sì, manetti perché fatti si a Italia mano. Ecco. mi devo Però comprare. voglio dire, ecco, si è persa quell'artigianalità che dovrebbe esserci proprio per motivo di costi. Allora ecco perché le ho chiesto, la regione dà una mano a questi artigiani Sì, sì, per sì, sì, ritornare. assolutamente Mi sono sì, spiegato nel ragionamento, ho capito tutto qui. assolutamente sì. Va bene, abbiamo detto anche questo qui. Senta, nel futuro i settori che sono in crescita nel 2023, io li ho citati qui, ci sono la sostenibilità, il benessere, la comunità, l'energia rinnovabile, l'innovazione e la partnership. Sono dove uno dice io voglio investire per il 2023, da un dato che abbiamo letto ovviamente da un sito, ovviamente, sono sostenibilità, benessere, comunità, energie rinnovabili, innovazione e partnership. Questo vuol dire che investire nelle aziende è un po' più complicato? No, perché in realtà si investe in aziende che fanno quella roba là. Sì, è vero, Mm, dicevo, Quindi, allora, certo che il tema della sostenibilità energetica, ambientale, è uno dei settori che oggi non fosse altro che l'Europa stessa ha deciso di concentrare la potenza di fuoco finanziaria su questo settore, cioè il tema della sostenibilità oggi è uno dei temi portanti, cioè perché è legato ai cambiamenti climatici, è legato all'energia, a una modificata e per fortuna sensibilità ambientale. Stiamo facendo anche il passo ulteriore per cui stiamo uscendo, insomma, quelli intelligenti, dagli slogan ambientalisti a una visione ambientalista sostenibile anche economicamente, perché fino a qualche tempo fa si pensava che si potesse vivere in un mondo di fiorellini e profumi a prescindere dal costo. No, non è così. Cioè, chiunque di noi, potendo, vivrebbe solo di fotovoltaico, di biogas, chiunque di noi. Ma se per fare un impianto fotovoltaico devo indebitarmi per i prossimi 100 anni, non lo fa nessuno. Quindi tu devi dare la possibilità, per esempio, anche il tema delle case green. L'Europa decide che da qua a qualche anno le nostre case devono essere green. Sì, e chi lo paga? Cioè, le 30 medie, 30-50 mila euro. Vada a dirlo a lei, all'operaio che prende 1200 euro al mese con 2 figli a carico e una moglie che magari fa part time, che entro 10 anni deve spendere 50.000 euro per fare il capotto alla casa e mettere il fotovoltaico. Tu dici, sì, mi piacerebbe, mi schienico. E ti indebiti, perché devo indebitare? Scusa. anche lì è Ho già nato. il debito a casa, a macchina e devo mandare i figli a scuola. Anche là, siamo tutti green, sì, diamo la possibilità alle persone di essere Mi veramente sembra che green. anche lì, visto che è stato lei a iniziare il ragionamento sul fatto del 110, sia un po' di confusione, No, il 110 è stata una stupidaggine. hai Cioè capito? immaginare che uno, oltre a farsi la casa, porta, che guadagna anche e paga la collettività, la fiscalità comune, insomma, mi pare un'idea un po' suggestiva, insomma. Quello andava rivisto assolutamente. E in effetti qualcuno, più di qualcuno oggi è in grossa difficoltà con proprio le opere, non arrivano i soldi, le banche danno Poi ha difficoltà. provocato delle distorsioni perché essendoci stata una richiesta stratosferica, le materie prime sono aumentate anche per quello. Quando tu hai tanta richiesta, Vabbè, ovviamente, vabbè, oltre a questo vabbè, c'è anche questo. Adesso staremo a vedere perché anche lì ne vedremo delle belle eh, da qui in avanti. Senta Marcato, un'altra domanda che voglio fare, ovviamente oggi noi eravamo abituati alla nostra età nei vari servizi che l'utente doveva avere, andare lì, iniziamo dalla banca all'ufficio dell'Enel, all'ufficio postale, all'ufficio dell'energia elettrica, all'ufficio delle tasse, delle immondizie, andavi lì e parlavi, chiacchieravi con un esponente, oggi parli tutto in maniera elettronica col telefonino, non c'è più quel rapporto umano che ha fatto crescere l'Italia. Secondo lei sarà una cosa positiva questa oppure, come già detto da più di qualche ospite che è venuto a trovarmi, metterà in difficoltà l'Italia? no, io sono convinto che sia una cosa positiva, nel senso che ci sono dei servizi che obiettivamente dover perdere una mattinata per andare a pagare una bolletta dell'Enel, faccio la credito in banca e addio. Risolvere il problema dell'abbonamento TV o di un abbonamento con piattaforme private o cosa, attraverso una telefonata, con uno ti risponde, anziché andare nel negozio e stare Sì, là però la mattina. Cioè ci sono dei servizi dove prima era richiesto del tempo che non era
da mettere a reddito, cioè non dava nessun beneficio, se non quello Però per vedi, chi erogava l'utenza. essendo un paese anziano, molti di questi anziani non sanno come si usa il Ma proprio computer. perché siamo un paese di anziani bisogna immaginare strumenti che rendano sempre più autosufficienti questi anziani, perché un anziano che fa fatica a muoversi, siamo sicuri che farlo partire in bici per andare Molti, a 20 km di distanza a pagare l'utenza sia una cosa bella. No, bisogna invece anche abituare a insegnare all'anziano che ci sono la tecnologia è straordinaria, la ricerca, l'innovazione sono straordinari perché ci rendono la tutto vita più vero, ma facile. Ci rendono la vita ha più cambiato il facile. mondo, insomma, tutto questo, no? Ha cambiato il Ma ha rapporto, cambiato il mondo in ha meglio, cambiato il dopodiché ci sono rapporto, distorsioni, ma ha in cambiato il meglio. rapporto umano in meglio è da verificare. È cambiato Allora, lei pensi, per esempio, guardi, io ho inaugurato 2 anni fa, ho inaugurato un progetto che abbiamo fatto attraverso le reti innovative regionali. Abbiamo inaugurato una casa a Castelfranco, fatta con le reti innovative regionali. Una casa che rende il disabile autosufficiente, in tutto e per tutto. E il ragazzo che è andato a abitare là ha detto finalmente io potrò bermi lo spritz con i miei amici, senza che mia mamma, giustamente, mi stia lì, che mi aspetti per mandarmi a letto, che mi debba lavare, ma io mi arrangio. Cioè, questa è tecnologia, Ase straordinaria, dare la possibilità a un ragazzo disabile di fare la sua vita, di poter mangiarsi la pizza con i suoi amici senza avere l'assillo che dopo il genitore deve accompagnarti davanti a Dio. No, perché è tutta fatta in modo tale che ti prende, ti porta a letto. Ci sono dei sensori, le immagini. Ci sono dei sensori che se vedono il corpo messo in una posizione strana, quindi magari uno è caduto, manda subito un messaggio e arriva il pronto intervento, immediatamente. La cucina si abbassa per cucinare e poi si alza. e chi È paga? bellissimo. E chi questa cosa. paga? Ma chi paga? Il mondo va verso quello, Sì, bisogna sì, ho capire capito. che è cambiato, sono cambiate le esigenze. Lei mi ha fatto un esempio Certo che che ci deve essere anche, una commistione fra pubblico e privato. mi ha fatto un esempio che sicuramente dà un Ma però aiuto. adesso, questo è un altro tema, però il fatto, per esempio, quei sensori che mettiamo al collo di chi ha dei problemi, che basta premere e arriva l'ambulanza. Cioè, sei da solo in casa, vivi da No, solo. la tecnologia E è chi è che d'aiuto. ti viene un Però infarto? Hai la premere, possibilità di premere un pulsante e chiamare qualcuno? no, Prima, senza cellulare, non si faceva. premere un bottone, sono d'accordo con lei che è una tecnologia, dico solo, preparare e fare una carta sul computer per spedire e mandare è un po' più complicato per un anziano. Premere il bottone è una cosa molto semplice, insomma. Sono Sì, è d'accordo con lei vero, che però la tecnologia va. guardi che cioè, gli anziani, cioè, mia mamma ha Facebook, mia mamma manda via Beh, mail. gliel'avrà insegnato lei. Ma insomma, è anche No, molto autodidatta lei, no, è avendo, è no, una sveglia, su questo cioè, non ho ha non ho 77 anni, è una beh, che... è giovane, ma Cioè, non non ho, pensiamo che gli senta, anziani siano là, che non guardo, ho vagheggiano. detto, lei mi ha detto E sua si mamma, sveglie, io me la saluti la mamma, però senz'altro, non è grazie. questo il concetto che sua mamma col figlio che ha, che con i social è bravetto, per non dire bravissimo, Sì, per carità, hai però capito? cioè, È stato di c'è anche grande una aiuto, va tecnologia bene. la Non tutti tecnologia che è hanno dei figli complessa come nella Marcano. sua struttura, ma è semplice da usare. No, 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 sono d'accordo, Per però cui non io tutti. guarda, viva l'innovazione e la ricerca sempre, Perfetto, perché io rendono la nostra vita facevo un migliore ragionamento, e facevo un cioè, ragionamento. pensi solo anche in medicina, la quantità di No, tumori no, che oggi vengono d'accordo, curati, d'accordo. impensabile fino a 20 anni fa. Facevo un ragionamento marcato semplicemente esclusivamente sugli anziani, visto che l'Italia è un popolo di anziani, Certo, ovviamente ma per questo bisogna no, è immaginare vero, un mondo usare la diverso. tecnologia, se qualcuno la spiega, la riescono a recepire, altri non ne Se vogliono io proprio riesco a dare la sapere. possibilità a un anziano di continuare a rimanere a casa sua, perché guardi che è una cosa importantissima, rimanere a casa sua dove è nato, è vissuto, dove ha cresciuto i suoi figli, rimanere là, blindato da un punto di vista proprio della sicurezza e lui fino alla fine dei suoi giorni. Ma questo è straordinario. Perfetto, non c'è dubbio. Io immagino la tecnologia che serve a questo. Ah no, per questo è sicuramente utile. Senta, concludendo questa trasmissione, lei all'inizio della puntata ha detto ci sono molte aziende che ritornano in Veneto. Ecco, faccio questa premessa per chiedere come stanno andando le aziende in Veneto di tutti i settori, dal tessile dove è molto importante, ovviamente ad altri settori, se stanno andando bene, se sono in difficoltà, se c'è la ripresa. Perché le faccio questa domanda? Perché tutti hanno detto l'inizio del 2023 sarà un anno durissimo. Invece mi accorgo di quello che sto vivendo e vedendo che tutti lavorano, tutti hanno
lavoro. È così. L'unica difficoltà è che è mancanza di personale. È così. Ha descritto perfettamente, infatti io non ho capito, ma l'ho detto anche a novembre-dicembre quando c'erano tutti questi summit su fine anno che preconizzavano una decrescita, una crisi nel 2023, perché tutto può succedere, però se io tengo conto che la guerra è ancora in corso, che i costi energetici non sono elevati come l'anno scorso, ma insomma un costo c'è ancora, che le materie prime comunque sono ancora a livelli importanti. Se tengo conto che c'è una difficoltà endemica di trovare personale, che c'è una difficoltà insomma, di trovare personale qualificato, se tengo conto di tutto questo e vedo i dati, insomma, io credo di essere assolutamente soddisfatto, cioè abbiamo fatto i primi mesi. Ma chi ha fatto le previsioni ha toppato in pieno? Sì, ma guarda, mi di questi che fai previsioni. Cioè non so se vanno nelle aziende. Io a dicembre ho partecipato a questo convegno fatto a Vicenza dove c'era tutta una serie di aziende anche molto importanti, c'è stato prima un dibattito, un convegno e poi la premiazione di queste aziende, cioè io ho parlato con gli imprenditori, ho detto ma tu come chiudi l'anno? E io benissimo, ma le previsioni per i primi mesi dell'anno? Cioè, gli ordinativi li ho benissimo. Quindi cioè, non so con chi abbiano parlato, poi che ci siano parti del mondo dove si soffre di più, per carità, però devo dire che il Veneto ad oggi noi in termini di crescita di PIL siamo i primi in Italia ancora. Bene, Cioè, concludo, dopo, per carità. concludo, è contento di questo governo? Insomma, tenendo conto di quello che ha trovato e della condizione complessiva del mondo, credo insomma, che stia facendo un buon lavoro. No, le ho chiesto. È tutto migliorabile, ma insomma... No, le ho chiesto cioè, così. in un mondo perfetto... No, ma sono d'accordo, volevo chiedere, ma se fosse stato dalla parte opposta avrebbe dato la stessa risposta con gli stessi risultati che sta ottenendo questo? Era una domanda che mi sono fatto fra me e me. Cioè, a parte il fatto che chiedere dopo qualche mese risultati è impossibile. Ormai è più di qualche mese. Insomma, quanto è? È fra poco quasi un anno. Sì, quasi un anno. Siamo andati... Settembre, ottobre, novembre, dicembre, gennaio, marzo, aprile, 8 mesi quasi, insomma, manca poco. Dai. Un anno al mago. Comunque insomma, dal punto di vista economico non mi dispiace come stanno affrontando. Siete Marcato, ne faccio una domanda in più, lei se non dovesse essere più eletto come consigliere regionale o regionale, rimarrà comunque in politica, vorrà tentare... Non ha mai pensato a questo? No, ma non ci penso mai. Non ci pensa mai? Io ho sempre vissuto, questo è un limite ma anche un grande pregio, un grande senso di libertà, io ho sempre vissuto la giornata. So che pare un po' da matto, però io devo alzarmi al mattino e avere la voglia di vivere, la voglia di lavorare, la voglia di stare con le persone. Si sposerà mai lei? Difficile. Come mai? Perché sto massa bene come che so? No, le ho chiesto così tanto. Sto massa bene come che so? Cioè, uno per cambiare condizione deve reputare la propria condizione precaria o critica. Oppure può anche innamorarsi. Ma uno si può anche innamorare e non sposarsi? Esatto, intendo sposarsi, convivere, ormai metto più o meno sulla falsa riga. Sposarmi, convivere tutto se possibile, scherziamo. Possibile. Io sono possibilista su tutto, non ci mancherebbe. No, le ho chiesto così, insomma. No, per sapere così il suo futuro cosa vorrà fare da grande. Le piacerebbe diventare Presidente della Regione? Beh, potrebbe essere un'esperienza interessante. E secondo lei c'è questa possibilità un giorno? Ma se dovessi guardare a com'è la politica oggi, difficile. Perché ha troppi nemici, pochi amici, per quale motivo? Perché io sono una sorta di virus nel sistema. Mi sono un virus. No? Ed è uno dei motivi per cui ha anche grande consenso, perché poi la gente insomma, sente che c'è un dialogo schietto. Però mi rendo conto che in questo mondo la diplomazia, a volte il silenzio, pagano molto. Io proprio non riesco. La giornata da Leoni invece la paghi in un altro senso. Sì, però è meglio un giorno a Leoni. Sì. E io ho sempre vissuto così. Però se vuoi fare strada poi la paghi. Ho capito, però guardi, la soddisfazione
di essere libero è una situazione che non ti dà né il Presidente della Repubblica, del mondo, dell'universo. Il poter andare ovunque a testa alta, senza che nessuno ti possa dire col dito tu devi. A me tu devi non me lo può dire nessuno. E questo è un senso di libertà straordinario. Certo che paghi anche in termini di sicurezza economica, finanziaria, perché insomma uno fa una certa carriera, potrebbe avere anche altre situazioni. Le paghi tutte in termini di salute, di sonno, di preoccupazione, però il senso di libertà, il fatto che nessuno ti Ma lei possa dire nulla è bellissimo. quindi dorme tranquillo la notte? Sì, 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 assolutamente. Allora la notte non ha questo problema, lei dorme, No, quindi... no. Per Vabbè. quanto riguarda questo dormo tranquillo. Allora io le auguro già la buonanotte, va bene? Grazie, che a lei. Grazie Roberto Marcanto, è stato con noi. Invece do appuntamento ai nostri telespettatori a mercoledì prossimo con un'altra puntata di Primus Inter Pares. Buonanotte.